quindi io sono d'accordo con la riqualificazione di Borgo Stazione. Certo, poi dobbiamo capire come, perché ci sono alcuni aspetti da quello, ecco, sul progetto iniziale che è stato presentato dall'amministrazione comunale che non convincono, sui quali ci deve essere una condivisione, una discussione, ma credo che sia assolutamente importante ridefinire i luoghi dove alcune cose accadono, in questo caso accade lo spaccio, e quindi per esempio con un semplice gesto di eliminare delle siepi si elimina la possibilità a queste persone di poter nascondere o gestire lo spaccio. Io voglio essere però molto, molto onesto, mi sono sempre reputato una persona responsabile, corretta e leale. Quello non era un progetto, quello era un semplice studio di fattibilità, una semplice bozza di progetto sul quale non è stato presentato da nessuna parte, è semplicemente stato fatto per immaginare quale può essere un intervento su quell'area. Siamo in realtà anche già intervenuti come Consiglio regionale, probabilmente ai più un po' sfuggito perché era una modifica tabellare arrivata a tarda ora sull'articolo 9, che è quello dell'assessore regionale Roberti, delle autonomie locali e dell'immigrazione, dove si finanzia un primo lotto di quell'intervento con 2,6 milioni. Chiaro che quell'area necessita di un intervento che adesso l'amministrazione comunale di Udine e l'amministrazione regionale trovino un dialogo. Udine non ha statistiche peggiori a quelle di altre città di medie dimensioni, rimaniamo su questo. Poi che sia stata focalizzata come città sulla quale battere da parte di molti esponenti del centrodestra per tentare in qualche maniera di creare le condizioni per un successivo ribaltone, vabbè, questo l'abbiamo capito tutti. Tuttavia, abbiamo avuto un morto poco fa, poche settimane fa, ci sono stati fatti sicuramente drammatici che insomma sui quali si è anche molto discusso. Fatti altrettanto drammatici avvengono anche a Trieste e in altre città in giro per il nord Italia. Aggiungo, purtroppo questo non ci esime dal fatto di tentare di intervenire con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Certo è che il responsabile non può essere considerato il sindaco di Udine, lo dico così per insomma dovere e amore verso la verità. Però batta un colpo. Sembra sia stato messo sul banco degli imputati spesso impropriamente.